Ciao imbruttiti, dopo le polemiche di questi giorni ho scoperto ieri sera guardando la televisione che in Veneto c'è solo Venezia. Oggi però casualmente girando in macchina ho trovato quest'altra città che sembra grossetta, si chiama Verona. È in Veneto, terra di ubriaconi, mona, zanzare, tutto in pianura padana. Andiamo a vedere. Dai, il Veneto, diciamo la verità, fa schifo al cazzo, dai, è brutto come regione. Dai, tutta pianura padana e zanzare, che ci sta? Venezia, sì, Venezia, ma con ste gondolette che ha venduto dappertutto, milioni di gondolette, sta sulle case di tutti, de merda, sopra i centri tavola, che brutto, mi sia pure, ce l'aveva mai stata a Venezia, cioè, è diventata tipo la Cina. In questa città ho trovato questo edificio che sembra un po' abbandonato, mi sembra anche un po' vecchiotto, però mi hanno detto che sembra abbastanza interessante, insomma, ecco, scoprirò cos'è. Ieri sera ho sentito la frase, ma sinceramente a chi ne frega del Veneto? Prima regione per turismo in Italia, la più visitata con 10 milioni di visite all'anno e 41 milioni di passaggi. Migliore strutture ricettive all'aperto d'Europa premiate dall'ADAC tedesca. Sì, pianura e zanzare. Mare, lago, montagne e pianura. Le zanzare ci sono per forza. Poi ho sentito, ma non c'è nulla. Più di 5.000 ville, tra cui le 16 ville di Andrea Palladio, patrimonio mondiale dell'UNESCO, 3 città venete, patrimonio mondiale dell'UNESCO. E poi ho sentito mona e contadini o contadini mona, in questo caso mona è una parola veneta che vuol dire scemotto o ignorante, contadini per forza perché produciamo 28 vini DOC e 14 vini di OCG e mona, a parte che ci piace, guardate un po' da chi discendiamo, quindi per forza. Quindi sì, mi orgogliosamente so mona. Comunque non è che apparire un po' grezzi e facilitoni escluda il fatto che sia una scelta di esserlo. Magari a noi ci piace solo apparire così. Quindi vi aspettiamo felicemente tutti in Veneto per vedere la pianura padana, farvi pungere dalle zanzare in mezzo a tanti mona. E vi saluto da uno dei posti più romantici e famosi del mondo intanto. Saluto! Si ricordi che col lavoro che facciamo noi è vero che regaliamo emozioni e sogni, ma i contadini però ci fanno mangiare.